nonno perché è il fan numero uno di questa squadra e ci segue in ogni trasferta, in tutte le partite, lui è sempre presente, quindi lo ringrazio. I know I can treat you better than he can, and any girl like you deserves that. Aurora Favero, 19 anni, attaccante. Vivo a Campodarsio. Gioco a calcio da 8 anni circa. Ho iniziato qui con questa società, il calcio palla femminile. Ho iniziato a giocare a calcio grazie ai miei compagni delle elementari. Infatti quasi ogni pomeriggio ero giù a giocare con loro in giardino. Non aver avuto l'esperienza con i maschi è una cosa che secondo me mi è sempre mancata. È molto utile partire a giocare a calcio con i maschi perché è un'esperienza diversa. Un calciatore a cui mi sono sempre ispirata è Ribéry perché innanzitutto gioca nel mio stesso ruolo, esterno d'attacco, e è veloce, a dribbling, mi piace molto. In Italia il calcio femminile è ancora poco considerato, è una cosa siamo ancora indietro su questo piano. E comunque negli ultimi anni si stanno vedendo dei miglioramenti e speriamo che vada sempre meglio. E purtroppo al giorno d'oggi se una ragazza vuole competere calcisticamente deve andare all'estero, deve trovarsi una squadra, una vita all'estero. Il mio pregio principale in campo è la velocità, anche perché copro un ruolo che bisogna avere velocità, e un mio difetto è avere poca esperienza. La compagna più casinista è sicuramente Chiara Sarain. La compagna più forte è il nostro capitano, Alessia Mazzuccato. Ha tutto, cioè è completa, ha resistenza, velocità, brava. La più seria è Sara Amidei, che è sempre composta. Quando è ora di scherzare scherza anche lei, certo, però è molto autorevole. La più simpatica è Marianna Fabruccio, che mi fa morire da ridere. In questa stagione siamo partite bene, però abbiamo ancora molto da imparare, da lavorarci sopra, e sono convinta che si potranno fare grandi cose con questa squadra e puntiamo sicuramente ai primi posti della classifica. Studio psicologia e sono al primo anno a Padova. Ho vari hobby nella vita e mi piace andare in giro in moto, oppure mi piace anche molto leggere e suono anche pianoforte. Quando guido in moto, cioè, senti proprio la libertà. Ringrazio innanzitutto i miei genitori perché mi hanno sempre sostenuto in quello che faccio. Il mio sogno, penso sia il sogno della maggior parte delle ragazze, è appunto riuscire a giocare in una squadra all'estero, perché appunto qua in Italia è un po' dura la faccenda.